Anche un 2022 fecondo per la Treviso Film Commission, tanti lavori presentati oggi a Venezia, un grande lavoro soprattutto da parte delle maestranze del territorio, dei registi e degli attori. Sì, un anno di soddisfazioni perché abbiamo sentito soprattutto l'accompagnamento delle amministrazioni locali, naturalmente a partire dalla Camera di Commercio, che è il primo soggetto a credere nella Film Commission, nel lavoro di valorizzazione del territorio e di promozione attraverso l'audiovisivo. E quindi un grazie al suo presidente e a tutto lo staff, ma poi, come ripeto, anche da parte di sindaci, di assessori, la stessa OGD, insomma, passa il messaggio che questo strumento è uno strumento, questi strumenti sono strumenti che aiutano a valorizzare quantitativamente e qualitativamente forme artistiche le più differenti, perché oggi abbiamo presentato film, cortometraggi, videoclip musicali di giovani produttori e anche totalmente autofinanziati, quindi un'esperienza a 360 gradi che, ripeto, non può che far bene al turismo, all'economia del nostro territorio, e di conseguenza è un invito anche alle maestranze, alle industrie, alle aziende per seguire le produzioni, i registi, i produttori in questo lavoro che, ripeto, è a vantaggio del nostro territorio. Ricordo sempre che un euro investito in questo mondo dell'audiovisivo genera 6 euro di ritorno di restituzione, e che significa che è un investimento, quindi dobbiamo crederci. Come ho detto prima, sono veramente orgogliosa di aver preso questo incarico, perché la Treviso Film Commission secondo me sarà qualcosa sulla quale dovremo lavorare sempre di più e alla quale destinerò, insomma, assieme ad Alessandro, assieme al direttore, tante delle energie. Prima ricordato che qualche giorno fa si trovava a Bruxelles, dove come Regione Veneto vi siete fatti sentire per una conferma, insomma, delle risorse che verranno date al settore del turismo, che poi le potrà convogliare anche nell'investimento nell'arte cinematografica dei registi, degli attori e di tutti i collaboratori che lavorano in questo settore anche nel nostro territorio. Sì, certo, nell'ambito della programmazione 21-27 dei fondi europei abbiamo inserito parecchie risorse per quanto riguarda l'aspetto del turismo, della promozione turistica, e quindi collegato anche il settore della cinematografia. È stata una battaglia non facile, perché a livello europeo non capivano quella che era una nostra necessità, legata al fatto che questa è una regione che ha 71 milioni di presenze turistiche e 18 miliardi di fatturato, e per noi è più importante inserire risorse su questo filone piuttosto che su altri dove la Commissione europea invece spinge. Dopo una lunga trattativa abbiamo avuto l'ok, e quindi a giorni aspettiamo l'approvazione di questa nostra proposta, quindi significa aver risorse a disposizione anche nell'ambito cinematografico per sostenere le produzioni nel nostro Veneto. Allora, noi come Restera Produzioni abbiamo presentato Bottega Reato, abbiamo portato questo teaser, questo trailer di questa ipotetica fiction che vorremmo girare in territorio veneto, perché secondo noi è importante che il Veneto, bello com'è, Treviso, bella com'è, sia conosciuta anche fuori dal Veneto, arrivi fino, non so, in Sicilia, più giù, in Africa, più giù ancora. No, è importante secondo noi cercare di investire anche nei progetti di lunga serialità, perché il Veneto sinceramente non ne ha mai avuti e ne avrebbe bisogno. Lei prima ha ricordato, tanti pensano che la cultura non si mangia, ecco, bisogna cambiare questo paradigma. Assolutamente sì, è un discorso sciocco a mio avviso. Gli imprenditori devono capire che è un prodotto, e quando c'è un prodotto significa che dietro c'è un'impresa, c'è un'azienda che lo produce. Di conseguenza un progetto come il nostro significa 7-8 mesi di lavorazione, significa lavorare con delle maestranze sul territorio, significa creare un indotto importante, quindi questo tradotto significa costi meno ricavi uguali guadagni. Anche Asolo, protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia, su cosa avete puntato per raccontare la città? Soprattutto i personaggi che vivono in simbiosi col territorio, nel senso che il territorio c'è, però il territorio va vissuto, e io sono a cercare quelle persone che in qualche modo rappresentano e vivono in simbiosi col territorio. Direi che senza quelle persone quel territorio, in questo caso il territorio di Asolo, non sarebbe lo stesso per una persona che viene da fuori e riconosce un clima. Tra l'altro Asolo è portatrice anche dei valori slow, quindi in qualche modo, vuoi per la sua storia, vuoi per i personaggi che l'hanno vissuto, vuoi per il territorio che c'è, è comunque chi viene a un vivere, a un'attitudine di vivere, insomma, la vita in modo di, come dire, da godersela, ecco, se la gode nel senso
più pieno, sia in modo intellettuale, naturalmente il motivo per cui da Eleonora Duse a Freya Starr, insomma tutte le persone che sappiamo hanno frequentato, che anche da un punto di vista come dire, più semplice, no? Vivere il territorio nella quotidianità. Beh sì, le produzioni cinematografiche di qualsiasi genere, dal documentario alle serie televisive come i film come abbiamo visto oggi, sono un motore di promozione delle destinazioni eccezionale. Ti dirò, per noi comunque anche come locali è importante poter offrire anche un'accoglienza degna a queste produzioni e quindi guadagniamo sia in crescita noi come territorio e in visibilità a livello internazionale o nazionale. Sicuramente l'amministrazione di Asolo sostiene questo problema e il regista ha colpito in pieno perché la bellezza di un territorio è fatta dall'interazione dell'uomo con la natura. Nel caso di Asolo questo binomio si è espresso ai massimi livelli, dal più umile lavoratore che ha dissodato la terra e creato le colline, all'intellettuale che è venuto da fuori e che ha creato inclusione, non solo inclusione sociale, ma anche inclusione culturale storica. E abbiamo presentato un cortometraggio che è nato a Venezia e che è girato nel presente a Venezia, nel passato invece in territori del Valdobbiadene e di Treviso, e che racconta la storia di Paul, che è un uomo che è arrivato alla fine della sua vita e diciamo attraverso questo sistema che ha trovato di diciamo olfattivo e tattile, perché è ipovedente, riesce a rivivere il suo passato, momenti particolari del suo passato, e attraverso questi accetta la sua vita, il suo presente, la sua condizione di uomo arrivato alla fine della sua vita, e la accetta, la comprende, consapevole di ciò che è stato, e in maniera pacifica, rilassata e riconciliata, ecco, si abbandona alla sua condizione. Il nostro è un videoconcerto che prova ad unire musica, filmmaking e i luoghi, in questo caso le bellissime colline di Valdobbiadene. Vorremmo lanciare un format per attirare più artisti dal mondo e potenzialmente coinvolgere altri magnifici luoghi della nostra regione e paese. Sì, io sono Massimo Libero Micheletto, sono regista e produttore di questo film, di questo lungometraggio che ha avuto come scenario alcuni luoghi della provincia di Treviso e questa è la ragione per cui siamo qui essenzialmente a presentare questo progetto che è ora in fase di post-produzione e che sarà pronto come film visibile al cinema a dicembre-gennaio. Bene, sì, abbiamo presentato questo nuovo film dal titolo 72 ore, che era in gestazione, insomma una gestazione un po' lunga, e finalmente insomma abbiamo portato alla luce questo piccolo trailer che parla di questa storia nuova che, come dire, io girerò nei prossimi mesi. A ottobre-novembre inizieremo a battere i ciak veri. Questa è stata una presentazione vera e propria, all'interno sempre un buon cast, così come ci è proprio fare. Noi ci ripetiamo dopo Destini del 2019, eravamo predicato nel 2020 per uscire nelle sale, poi la pandemia, questa terza guerra mondiale bianca ci ha bloccati, ma insomma come dire, non ci ha fermati. Ultima battuta velocissima, che cosa chiede al futuro governo italiano? Al governo noi chiediamo maggiore attenzione proprio sul settore cinematografico, è necessario che vengano finanziati maggiormente tutti coloro che hanno delle idee legate alla creazione di fiction, film sul territorio, grazie al fatto che abbiamo registi di qualità, attori di qualità, maestranze di qualità anche all'interno del nostro stesso Veneto, lo dimostra la presentazione dei film che oggi sono stati presentati dalla Treviso Film Commission, ben 10, altre 25 sono stati presentati da Veneto Film Commission, quindi significa che oltre a creare promozione territoriale noi riusciamo anche a dar lavoro a molti sul territorio. Abbiamo bisogno però di un governo che ci creda, perché è ovvio che noi non possiamo, come dicevo, competere con le produzioni americane perché hanno le spalle molto più grosse di noi, però è anche vero che abbiamo tanta qualità e con un minimo di aiuto economico oltre a quello burocratico noi siamo in grado di fare produzioni di altra qualità.